Si annuncia come un sopralluogo a tutto tondo con l'ausilio di forze di aria, di cielo e di terra, quello che vedrà impegnato nel veneziano il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli. Il tema, caldissimo, è quello delle grandi navi e oltre a spostamenti in barca, il ministro potrebbe anche sorvolare la laguna in elicottero. L'incidente nel canale della Giudecca ha innescato un'accelerazione piena di polemiche sulla futura destinazione della croceristica. Le ipotesi sul tavolo sono tre: Marghera, Lido e Chioggia. Da che parte Pendalago in casa 5 Stelle è già stato ribadito più di una volta. Il consigliere regionale Jacopo Berti ha seguito da vicino il problema e ha pochi dubbi: Chioggia. Che c'è già un porto esistente che potrebbe essere riammodernato e messo nelle condizioni di poter ospitare la croceristica. Quindi un lavoro che già esiste, qualcosa di fattivo e soprattutto una città come Chioggia che potrebbe avere una grandissima spinta da questa croceristica. Ma la posizione dei 5 Stelle, pur forte del ministero competente e dell'amministrazione comunale di Chioggia, guidata dal pentastellato Alessandro Ferro, si ritrova isolata a Cafarsetti e a Palazzo Ferrofini. Comune e regione spingono per Marghera e per l'allargamento del canale Vittorio Emanuele. Se il ministro fosse intervenuto a suo tempo quando la Regione Veneto aveva proposto anche di scavare, se non vado errato, cioè di ripristinare un canale già esistente che, se non vado errato, era il Vittorio Emanuele, probabilmente ciò che abbiamo visto negli ultimi giorni non sarebbe accaduto, perché le navi avrebbero fatto un altro giro. Lo sguardo sul ministero è critico anche in casa PD, dove le posizioni appaiono diversificate. Non capisco perché il Ministro intenda riaprire nuovamente delle valutazioni che sono già state fatte. Io credo che il vero quesito sia: vogliamo tutelare Venezia? Ci sono interessi più grandi del patrimonio storico-culturale di Venezia?